Ragazzi! Siete mesi! Basta! I skei voglio! Te fammi mai dire! Ragazzi, mi sarà 2 mesi che non vedo un affitto qua! 1 euro non ho visto! Lo so, è un periodo un po' difficile, adesso vediamo cosa fare. Cosa vuol dire il periodo? A me non me ne giava un cazzo del periodo! Stiamo vendendo gli ultimi CD. Io vi lascio col culo all'aperto, non me ne frega niente dei vostri CD, della vostra musica, mi voglio i skei! Beh, scusa, se entro domani ti dago. Te che da sperarlo, te che dito bene, te che da sperarlo! Oh raga, c'è quello dell'affitto che vuole i soldi. Vabbè, allora. Figlio, dobbiamo tirare fuori i soldi, se no ci butta fuori. Vabbè, vendiamo fumus, abbiamo altre 50 coppie. Entro sera le vendiamo tutte. Ma se abbiamo venduto 2 coppie in 3 mesi, come fai a venderne 50 in una sera, scusa? Fidati, ci penso io. Ma cosa vuoi fare? Già io ho provato a fare qualche beat, però ormai se li scaricano tutti da YouTube, cioè non me li caga nessuno, ho 2 soldi per un beat. Vabbè, vendiamo le coppie, se non riusciamo al massimo vendiamo il culo in Fratelli Bandiera o a quel che major. Ora che le baldracche ormai il culo lo danno a 20 euro, cosa vuoi fare te? 20 euro a te, a me gratis. Ragazzi, ci tocca chiudere. Mi dispiace. Anche se vendiamo questo? Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Dopo aver sconfitto Buonanno e aver salvato la sua amata Viviana, il Monti si gode le sue bene amate vacanze nell'isola caraibica di Martellago. Ma una nuova minaccia sta incombendo della sua serenità. Che giornata, che relax. Hai ragione. Sam, dimmi, sai qual è il tuo problema? Pensi troppo poco alla figa. Still doing my thing since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking. Questi ossetti sono una favola, non vedo l'ora di mangiarli. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets. Oh Recia, gira che cortesine. Still, I stay close to the heat, and even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I sleep. Pronto? Salve, parlo con l'agente Monti? Sì? Chi parla? Sono Dario della Zago Corporation. Voglio farle una proposta. Una proposta? Una proposta? Ci penserò. Ci vediamo domani, ore 16 in punto, davanti al bingo a Padova. Venga solo. Va bene, ciao.
Mi hanno chiamato. Chi ti ha chiamato? Zero Corporation. E? E vogliono farmi una proposta. Non ti hanno accennato. Un lavoro per loro. Scegli il tuo destino. Tu sei con me? Sempre con te. Bene. Allora li richiamerò. Top. Ehi, ciao raga. Come sta? Mica tanto bene. Gaspar? Eh, E tu? Sada, come stai? Mi manca poco tempo per morire. Allora ti faccio l'ultimo gioco di carte. Basta con queste carte, sembra rompere i coglioni con queste carte. Poi. Qua c'è un problema. Dimmi, boss. Tu devi esaudire il mio ultimo desiderio. Mi devi mandare a fare in culo al monte. E questa è l'arma che ti servirà. Ma, come si usa questo? Boss? Boss? TM. alzati, ciao, saluto. Chiama i migliori tecnologici. Tecnici, quelli cazzo che si chiamano e devono vedere come funziona questo. Da adesso qui comando io, quindi velocità, perché adesso le cose sono cambiate, bisogna uccidere quel cazzo di Monty. Assolutamente. Sono connario, bevo la birra come un dromedario, mi alzo al mattino, fiasco di vino. Bella Manuel! Ciao, ciao Ale, come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Sì, alla grande. E il lavoro? Bene, dai, si va. Ma hai letto l'ultima notizia? No. Il Trap Studios perde 100.000 follower. Hai fatto bene, lascia perdere. Hai proprio ragione. Insieme uno stornello. Al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, a bere, al bar. E questa è la canzone di Conario l'imbriacone. E questa è la canzone di Conario l'imbriacone. Al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, a bere, al bar a bere, al bar a bere. Buonasera e benvenuti al notiziario 320. Notizie sensazionali. Diventato attacco terroristico al Morentori. Rubati 100 vinili di musica latinoamericana. Il sospettato, qui in foto, già noto per rapina a mano armata e fughe con un appunto capo lavorato. Ma passiamo a notizie più importanti. In questa crisi musicale sta per uscire il nuovo singolo di Elegant, Raekwon Nassi. Il noto rapper Leccio Nasso si sta preparando a scalare le classifiche musicali del momento. Sicuramente arriverà al disco di platino. Ah, troppe cazzate. Ma che mi frega, dai, beviamo insieme il mondo. Guarda Botti, io ci ho provato ma è impossibile fare andare a tempo sti trasher mentre stanno registrando. E come possiamo fare? Il processo manuale è troppo lento e poco preciso, dobbiamo trovare una soluzione. Ho provato con Iron Rizzo, il flow è troppo rallentato. È troppo impegnativo. Guarda. Bevo la Coca-Cola. No, così non può andare. Secondo me dovremmo smettere col trash. Eh sì, hai ragione. Puntare su qualcosa di più moderno come il reggaeton. Sì. Lavorateci su, non possiamo permetterci che le altre etichette discografiche ci mettano i piedi in testa. E se facciamo fare a Iron Rizzo la parodia di Harry Potter, Iron Rizzo e il calice di bamba.
No, secondo me dovremmo puntare più sulla gnocca. Speriamo non sia un'imboscata. Non credo. Zago non è solito ad azioni disoneste. Ma lo vedremo. Dove ha detto che dovete trovarvi? Nel suo ufficio in via delle Perdizioni 69. Monti, ma è questa la strada? Non sono mica elegante che taglia per il Molise? È questo il posto? Penso di sì. Eccoci arrivati, tu vai pure in macchina, ha detto che vuole solo me. Faccia attenzione. Salve signor Dario. Salve Monti, sono felice abbia accettato il mio invito. Di nulla, è un piacere, sono curioso della sua proposta. Vedo che si è già accomodato. Ecco, vede, questo è il piano che volevo proporle. Una vera e propria collaborazione io e lei, signor Monti. Si spieghi meglio. Che sappia io, X-Lab l'ha sempre sottopagata o le sotto in ombra da altri artisti. Come Iron Rizzo o il Bonsu. Queste sono informazioni riservate. Beh, ma lo sappiamo benissimo Monti. Quello che possiamo offrirle, oltre alla bella vita e le belle ragazze, il suo totale monopolio musicale. Vada avanti. Zago Corporation si fonda su suoni più caraibici, dal suono più colorato, di tendenza latina. Io e lei potremo conquistare il mondo. Botti mi ha sempre parlato bene del suo service e delle sue capacità musicali. Le sono lusingato. Potrebbe essere il mio riscatto. Assolutamente. Che ne pensa? Accetta? Ci devo pensare. Ho bisogno di una conferma subito. Ma come faremo ad avere il dominio sulla scena trash? Di X-Lab ha molti artisti e non sarà facile. X-Lab ultimamente non ha più prodotti innovativi e questo è il momento giusto per eliminarlo. Addirittura l'eliminazione? Esattamente, e saranno i Degrados ad aiutarci. I Degrados? Sì. E se non accettassero? Se non accettassero, ahimè, avrà priorità alla loro fine. Oddio. Cosa mi sta dicendo Monti? Ha per caso paura? Io? Paura? Mai? Allora iniziamo subito. Le ho già fissato un incontro con loro domani sera a Marghera. Ci devo pensare. Giusto di pollo, fine della storia. Ti risveglierai nell'isola caraibica dove eri prima e non ti ricorderai nulla di questa conversazione. Cetriolo, ti farò vedere la potenza di Zago Corporation. Bene, ora ti darò la mia divisa.
Attacco dagli Urali, sempre in Ucraina. Condotte Gattilone. Dentro il garage. Era istruttore cos'era? Tutto solito. Ciao Mario. Solito, sono come che adesso. Speriamo quanti carichi devo mettere adesso. Guarda le cose che siamo guarda. Pure io qua con gran triste che ne ho 14, Groenlandia e Tito volte ritorno d'oste. No, va bene, vuole Tito, non so perché. 14 più 8, di cui è X. Risponditiva, no? Sì, il botte non c'è. Digli che sono a fine. È al cesso. Sì, va bene, ok, riferirò. Ok, riferirò. Sei tutti 3 minuti. Ah, se ne va via. Il monte inizia con la morale con il zaro. Monte Zag non sa neanche parlare. Vabbè, non mi sembra il caso di preoccuparsi, ragazzi. Posso monere? Sì, infatti non c'è problema. Manda in buono tutto. Sì, 4. Quale figa, quale dare? Cos'è figa Flavio questo? Boh.